Benvenuti da Telaltabut. Voi dal nostro archivio vi mostriamo un filmato registrato il 6 di maggio del 2006 in te caserme Goi Pantanali di Glemone, in occasione del 30° anniversario del terremoto che ha devastato il Friuli. Le riprese sono di Titte e le interviste di Lele. Sin a Glemone, in te caserme Goi Pantanali, voi alle 6 di maggio. A chi si sta svolgendo una cerimonia in occasione dell'anniversario 30° di queste purtroppo brutte tragedie. Vin qui un alpin di che volte, Butolo di Resie. Ecco, lui qui ha conosciuto tanti giovani commilitoni, sia amici, e se non si può contare, revocare che momenti brutti. Ma erano veramente momenti brutti, no? Adesso mi viene ancora un po' di emozione nel descrivere, nel parlare quei momenti. Io so che ero qui alla caserma Goi Pantanali, artigliere da montagna del gruppo Udine, 17ª batteria. Prestavo servizio al bar dei sottufficiali, no? Una piccola palazzina piano terra, no? Alla prima scossa eravamo io e un sergente, siamo usciti fuori, no? Però non ci si rendeva conto di cosa veramente, se era il terremoto, se era un'esplosione. Abbiamo detto usciamo, no? Per sicurezza, per tanti motivi, no? Nel frattempo si parlava, ci si chiedeva cosa veramente era accaduto, è venuta la seconda scossa. E lì sinceramente io l'ho visto brutta. Per me era la fine del mondo. Quel minuto lì di terremoto, per me io credevo che era la fine del mondo. Comunque ci siamo messi in mezzo alle due palazzine perché si credeva che da un momento all'altro crollassero giù. Per fortuna non sono crollate, erano solo lesionate. È finita il minuto di tremarella, che veramente era una cosa tremenda. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo resi conto che questo qui veramente è un terremoto, un qualcosa della natura. Non ci siamo resi conto subito della caduta delle due palazzine che ospitavano i militari, che c'erano le camerate, che c'erano il punto di ritrovo, no? E da quel momento lì, solo andando verso queste palazzine qua, una grande nube di fumo, di polviscolo ci ha invaso. E da lì, uscendo insieme con gli altri commilitoni, hanno detto: guarda ragazzi, che sono crollate le palazzine. Allora lì abbiamo capito che era una tragedia, perché eravamo convinti che non tutti sono riusciti fuori a mettersi in salvo, no? Allora usciti fuori dalla caserma, che fatalità nel frattempo è scoppiata anche un'esplosione nel deposito carburanti. No? Allora lì c'era un comandante, adesso non mi ricordo chi, che ha detto: ragazzi, usciamo fuori che non ci sia un'altra tragedia su questa tragedia qui. Usciti fuori, però nel frattempo è arrivato buio, niente corrente elettrica, niente. Questo comandante ha avuto il buon senso di raccogliere tutti i militari, sebbene sconvolti, e di chiedere chi era autista in modo tale per fare in giro alle macerie con le macchinette, con le macchine, con i jeeponi, di fare luce. E noi a gruppi, in silenzio, a passare, e dove si sentiva i primi lamenti, lì incominciare con le mani a levare via le macerie, e già quella sera abbiamo tirato fuori 5-6 ragazzi feriti, sì, però salvi. Ecco, superato lo shock che è durato diversi minuti logicamente. Feriti, sono stati 30 morti in questa caserma quella volta, 29 morti. Ecco, i feriti, quanti feriti? Di preciso non so, perché molti dopo sono li ha portati negli ospedali, un po' di qua, un po' di là. Certo c'erano parecchi feriti, perché è chiaro, però diciamo il dispiacere grande quei 29 ragazzi che non ce l'hanno fatta, che molti poi dopo tutto li hanno trovati nei bagni, nelle docce, perché era lì proprio un giorno di caldo, ma poi hanno fatto un'escursione loro, no? Sono andati a fare rientrando alla sera, giustamente sono andati nelle docce, no? E molti non ce l'hanno fatta. Per fortuna però che è arrivata la scorsa verso le 9, che molti erano tutti svegli, e anche c'era l'intervallo tra la prima e la seconda scossa, che molti sono riusciti a evacuare dalle camerate in modo tale per mettersi in salvo. Perché se mettiamo caso, se sarebbe successo 2 o 3 ore più tardi, sarebbe stata veramente una tragedia. Lì è stato un po' di fortuna nella disgrazia, è chiaro. Lei ha avuto anche, chiamiamola la soddisfazione di salvare qualcuno? Sì,
subito dopo, guarda, uno mi abbracciava, ma io non ho fatto niente di particolare perché eravamo io, non solo io, anche altri ragazzi che avevamo 20 anni, è logico, no? Però noi siamo meravigliati perché uno veramente era sì ferito, però tant'è vero che dopo 3-4 ore che l'avevamo curato un po' così alla bella meglio, diciamo alla svelta, è venuto anche lui dopo a darsi una mano, penso una roba indescrivibile. Ecco, vi trovate ogni tanto tra voi, ricordando quel momento, questi anni, avete avuto occasione di trovarvi insieme, rievocare? Ma noi ci troviamo qui ogni 6 maggio, qui alla caserma, perché ogni anno, quest'anno è in un modo particolare, un po' più grande, un po' più pubblicizzato, diciamo, no? Come ritrovo qui a Gemona, no? Però ogni anno qui ci si ritrova, è una santa messa per ricordare i caduti del terremoto. Ecco, ha trovato qualcuno oggi dei suoi vecchi amici? No, io sono appena arrivato, ho trovato solo uno di un'altra compagnia, no? Che dopo ci troviamo con più calma dopo, senz'altro. Ecco, allora non le portiamo via più tempo, le auguriamo di trovare i suoi vecchi amici, rievocare questo brutto momento che è stato anche di grande diciamo, solidarietà tra di voi, no? Vi ha rinforzato ancora maggiormente la vostra amicizia in questi casi? Senz'altro, qui non si sono dubbi, a parte gli alpini non avevano questi tipi di prova, però su questa prova, diciamo, della natura che ci ha messo veramente alla prova abbiamo dimostrato di tenersi ancora più uniti nello spirito e nel corpo degli alpini. Diciamo. Grazie mille Buttolò e buon proseguimento. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ecco, abbiamo il piacere di avere qui il tenente di allora, Sibilla. E era anche lui presente in quei brutti attimi il 6 maggio del 76. Ecco, cosa può ricordarsi di quei momenti? Ricordare il momento del terremoto, io ero appena rientrato in casa, abitavo qui vicino dalla caserma, alle 9, ero appena tornato a casa, ero in pantaloncini e canottiera che davo da mangiare al bambino di 7 mesi, la minestra. Il terremoto è fatto scappare col bambino e il piatto di minestra che se n'è andato. Dopo abbiamo montato nell'orto una tendina, fatto i 2 turni medici, ha messo sotto 5-6 bambini che sono rimasti lì tutta la notte con gli occhi sbarrati. Fatto questo io sono rientrato in caserma e qui mi sono ritrovato in mezzo a ciò che non credevo, alle macerie, in quanto pensavo di trovare invece una situazione diversa, pronti per essere di aiuto alla popolazione, ma comunque abbiamo fatto ugualmente perché illuminate le palazzine demolite con i camion, messi i chiodi al posto delle chiavi, illuminati i camion attorno, illuminate le macerie con le palazzine, con i fari delle macchine, siamo dati subito da fare, controllare i presenti e a cominciare ad andare fuori tra le macerie, andare fuori. Ecco, quanto è durato quel momento di smarrimento, così chiamiamolo shock, perché è stato senz'altro uno shock. Avete avuto la forza di reagire in quanto tempo? Ma direi che abbiamo reagito subito. Dire il tempo, io adesso che ci penso non riesco neppure a ricordarmi il quanto tempo sia passato, quanto tempo ci ho messo ad arrivare in caserma, perché veramente non si è pensato a guardare l'orologio. Le cose sono state così immediate, così veloci, l'evoluzione degli avvenimenti così rapida e la gara di solidarietà che si è instaurata subito tra di noi e con la popolazione. Ecco, io ricordo subito i corpi che venivano portati da Gemona, l'unico piazzale libero era qui davanti all'ingresso della caserma, davanti alla palazzina dell'infermeria dall'altra parte, e era una distesa di materassi e di corpi distesi sui materassi e veniva fatta la prima cernita tra i vivi, i feriti e i defunti. Ecco, cosa è cambiato in lei, che era giovane a quei tempi? Cosa è cambiato dentro di lei in quei momenti? Cosa è successo? Sicuramente il rapporto con la vita è cambiato. Mi sono reso conto, come dovremmo sempre renderci conto, che non siamo niente di fronte agli avvenimenti della natura, di fronte a ciò che Dio ha riservato per il mondo, di quello che può capitarci ogni momento, quindi la nostra debolezza umana si evidenzia in questi avvenimenti. E poi il rapporto con le persone, il rapporto umano, che pur negli alpini è sempre buono, è sempre stato un rapporto umano. So che ho trovato tanti ex soldati, tanti giovani che era da 30 anni che non si vedeva, ricordano appunto sempre questo bel rapporto, ma questi avvenimenti rinsaldano ancora di più la solidarietà. Ecco, lei viene ogni anno in questa occasione? Non tutti, quasi tutti gli anni sono qui però, anche perché mi piace ritrovare sì, i vecchi alpini e anche
i familiari, soprattutto i familiari delle vittime. Ecco. I tempi, Bene, Bozza. gli alpini sono famosi per le loro adunate per evocare le guerre passate. Oggi si revoca, questa è una specie di guerra, è stata una specie di guerra anche questa, no? È stata, diciamo che è stata una battaglia, ecco, è stata una battaglia che riteniamo di avere vinto, nonostante le perdite che ci sono state, riteniamo di aver vinto sul piano umano soprattutto e sul piano anche della ricostruzione, di cui noi una parte abbiamo fatto perché tutto il lavoro successivo al terremoto, demolizioni, ripristino, montaggio di prefabbricati, servizi sotterranei, linee e quant'altro si è realizzato dopo. E come è ripartita la protezione civile in Italia, diciamo che è ripartita proprio dal terremoto in Friuli. Dopodiché la solidarietà, i concorsi, la collaborazione tra i militari e i civili è stata una costante nei paesi del Friuli, si può dire che ovunque noi abbiamo realizzato strade, sentieri, demolizioni, abbiamo realizzato di tutto, insomma. È stato diciamo, un lancio positivo per il nostro impegno civile. Ecco, ringraziamo di nuovo gli alpini, ringraziamo anche lei. Le auguriamo di tornare qui sempre in questa occasione, anche se triste, per rinvigorire quei ideali che sono nati in quei giorni, proprio in questa triste occasione. Grazie. Grazie tanto. Ti montano bene. Sì. Io conosco il signore qui Tanti anni a Paluce. di Paluce, no? Anche lui avviene anche in occasione di questi anniversari, attorno a io di tanti sia amici, sempre con piacere, e anche se come si diceva, ricorrenze piuttosto triste, no? Ecco, cosa si ricorda di quel periodo, no? Io ero a Treviso, poi sono andato alle 7 del mattino, siamo andati a Montenars, siamo andati di su a soccorrere la popolazione che era lì, siamo arrivati lì che abbiamo trovato una situazione veramente impressionante, sembrava un bombardamento. Infatti avevo chiesto a mio suocero Flora, mio suocero lì, no? Come era la questione, sì, è come un bombardamento, insomma, gente che si lamentava, feriti, comunque avete superato quei momenti, avete superato bene quei momenti un po' di crisi inizialmente, poi vi siete fatti forti. È stato uno shock all'inizio perché sembrava un'atmosfera fuori dal normale. Poi non si è più pensati su, abbiamo continuato a lavorare e niente. Avete operato solo a Montenars o in altre zone poi? No, abbiamo a Montenars, Tartegna, a Gemona e un po' di frazioni limitrofe, non mi ricordo quali sono i nomi, comunque quella zona lì, noi che eravamo lì a Treviso. Vi siete organizzati subito, diciamo, entro i termini possibili, come logistica? Eravate già preparati a qualche evento particolare? Perché cioè la protezione civile quella volta non c'era ancora, facevano solo gli alpini quella volta, quando c'erano queste alluvioni, eravate sempre voi? Purtroppo devo dire una roba, noi siamo intervenuti subito perché eravamo in zona e poi da queste esperienze qui è nata la protezione civile sia comunale che dell'ANA. Ci siamo organizzati, adesso siamo organizzatissimi adesso, quindi possiamo intervenire in qualsiasi momento sia logisticamente che sia su vari eventi, sia sismici che alluviali, insomma. Comunque avete già dimostrato in quell'occasione di essere stati bravi, tutto il mondo lo dice, insomma, non è quello che dica io, era necessario, anche bravi. Purtroppo, anche se non sono friulano, insomma, dopo 35 anni, penso che qualcosa di carnico c'è dentro, no? Meglio che parlano gli altri. È diventato più carne a quei tempi, sì, in quell'occasione lì. Ecco, ringraziamo Bozza, sì. Sì, Ciolino Paluce. Grazie, Mandi. 30 anni fa lei dice, io sono qui per un miracolo perché dovevo partecipare a una riunione alle ore 21 del 6 maggio del 76 al Castello di Colloredo, che fortunatamente per un disguido è stata rinviata.
se no io non sarei qui, perché alle ore 9:06 la torre del castello di Colloredo è venuta giù e io ci sarei rimasto sotto, anche perché in genere sono puntuale, non vengo né in anticipo né in ritardo, quindi lego fortemente quella vicenda a una mia vicenda personale, ma alla vicenda di tutta la comunità friulana, che è stata fortemente coinvolta, anche noi giù della Bassa, da questo disastro, dal trauma del 6 maggio. C'è stata una staffilata, è stata un colpo di frusta che dopo un primo periodo di grave disperazione ci ha fatti riprendere, rinascere tutti insieme con grande senso di solidarietà e di convinzione che il popolo friulano ha delle grandi qualità, grandi capacità e il diritto di un grande futuro. Lei aveva anche tanti amici già a quel tempo qui in zona? Conosceva già anche dal punto di vista politico, così era già... Aveva molti rapporti con gemonesi, colloredesi, buiesi, osovani, venzonesi, per una serie di ragioni non tanto di tipo politico quanto di tipo sociale e culturale, quindi è chiaro che questo è stato un momento di grande condivisione della vicenda di chi è stato così pesantemente colpito allora. Ringraziamo il Presidente e diciamo un pensiero ai nostri concittadini e speriamo che in futuro non ritornino più queste tristi occasioni. Comunque dire che dal male viene originato anche del bene, soprattutto questa grande capacità dei friulani di rimboccarsi le maniche, di individuare un proprio futuro senza aspettare tanto che altri arrivino. Grazie Presidente. Sì. È qui tra di noi il signor Sciulli, che viene dall'Abruzzo, è qui il 30, il 6 di maggio del 76, ha perso un figlio militare. Lei è la prima volta che viene su a Gemone? C'è stato sempre. Ogni anno viene su? Sono 6 anni che non veniva più, se no è venuto sempre, ma ora ci viene il fratello. Quando avete ricevuto la notizia, il giorno dopo, quanto tempo dopo? Io stavo all'ospedale, ma via radio ho sentito, ma uno vicino a me, quando vedeva di sapere, non mi dava più novità che era stato distrutto il Gemone, i paesi qua, cambiava. Sapeva che aveva il figlio qua su? Sì, appena che hai sentito il terremoto. Quanti giorni avete saputo? Dopo quanti giorni? O ore? Subito, no? Subito, disperso, perché un altro fratello stava a Bergamo. Sempre militare? No, insegnava, ha fatto il militare qua a Pontebba, insegnava lettere, professore di lettere. Di che zona dell'Abruzzo viene lei? Da Camperale, Provincia di Chieti, vicino a Roccaraso. Sì, che gente di montagna, abituati. Di Capracotta. Sì, Capracotta, dove vengono 2,5 metri di neve, anche adesso, anche in questi periodi. Lungo il Sangro, sì. Che durante la guerra è stato 9 mesi in fondo, là abbiamo avuto tutti. E suo figlio era contento di essere qua su, stava bene, si sentiva, vi scriveva, vi telefonava? Quello era un ragazzo educato che ti faceva paura. Stava un tenente qua, Ferrari, che se ne portava sempre assieme. Era stato in America, parlava pure l'inglese, si aveva imparato a parlare bene l'inglese. Quanti mesi mancavano per la fine del militare? Finito. Come? Aveva finito a fare il militare. La sera, il giorno ha giocato una partita a pallone, era un atleta. Lui ha fatto la corsa putistica, il secondo arrivato. Sì, che aveva terminato proprio il militare, ma che incredibile. Ha cambiato la licenza poi con un altro, dice vai, io devo giocare, ma gioca la partita. E poi me ne vado, il 19 veniva congedato. Faccio 10 giorni di licenza, vado sopra, mi piglio il congedo e me ne rivengo. Era destino così, probabilmente. Ecco, la sua moglie, è ancora sua moglie? No. 5 anni fa. Anche sua povera moglie è rimasta a figurarsi. Quello è stato il tracollo più forte. Per me, sai, me ne andava, ma ella
tante volte mettiamo a ragionare, diceva, se ti muori prima tu, diceva, perché sono stato cattivo io? No, che sono stato cattivo, ma se l'avessi accumulato le lacrime, questa stanza stessa piena d'acqua. Diciamo, il lutto me l'ho messo, non me lo tolto più. Comunque anche voi dell'Abruzzo avete una certa conoscenza con i terremoti, logicamente, perché vengono spesso, no? 84 c'è stato, sì. Ma Ultimamente è stato giù in Campobasso, mi sembra, no? 2 anni fa. sì. Al 33 fece proprio forza pure da noi, ma però le case anticamente non le crollate. Ecco, noi siamo spiacenti di questo inconveniente, di questa fatalità che è il Friuli, perché il Friuli di solito è una terra felice, diciamo che è gente anche a modo, e ci dispiace che la nostra terra ci abbia fatto questo brutto evento, no? Ecco, comunque speriamo che non succedano più queste cose in futuro. Io il nord Italia l'ho sempre apprezzato perché è un popolo lavoratore, perché io sono stato migrato parecchio tempo, perché questo figlio è medico. Sì. Io l'ho fatto studiare con la Svizzera più che altro. E lei che cosa ha fatto nella vita? Che lavoro aveva fatto? Prima ho fatto il contadino, sempre il contadino, in base a quelle montagne facevo granone, patate, frumento, questa roba qua. Poi è uscita l'emigrazione al 57, emigrai in Svizzera e là ho lavorato con tutti friulani, bergamaschi, stavano trevisani. Avete portato l'onore dell'Italia, praticamente. Sì. Educata su tutti i punti di vista, mi dichiaro proprio questo. Beh, noi le auguriamo un soggiorno, anche se in un triste evento così, che passi belle ore nel Friuli, nel nostro Friuli. Arrivederci e grazie. Io ho fatto il militare a Merano, provincia di Bolzano, ma poco tempo però sono stato là. Ho fatto prima la battaglia di Francia, poi ho fatto quella di Grecia, là ho cascato prigioniero all'isola di Creta. No, ma mia è una vita da raccontare allora lei qua. Quanti anni ha? 80? Di più. No. Sono del 18. Allora lei veramente rappresenta la razza forte degli abruzzesi. Forte e gentile, dice. Complimenti, ma è vero. Io sono stato a Teramo 3 anni, so che gente è, quando ero ragazzo. E anche Ciampi adesso, con gli Abruzzi. Ancora trovavo la gente. Buon proseguimento, grazie e coraggio, coraggio. Di trovare molti e quindi esprimere loro ancora una volta la gratitudine. Noi ringraziamo anche lei per tutto quello che ha fatto per noi. Grazie.
cordiale benvenuto a tutti i presenti. Un doveroso grazie a tutte le autorità civili e militari che con la loro presenza hanno voluto sottolineare l'alto significato della ricorrenza e la peculiarità della cerimonia. Con immutato affetto siamo vicini a tutti i genitori, familiari ed amici dei giovani alpini che in quella tragica sera del 6 maggio 1976 persero la vita adempiendo ad un dovere e servendo la patria. La cerimonia inizia con l'afflusso dei vessilli e gagliardetti delle associazioni combattentistiche ed arma. Onori all'abaro dell'associazione combattentistica ed arma. Accompagnato dai componenti del Consiglio nazionale e dal suo presidente, dottor Corrado Perona, affluisce il labaro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. Il labaro è decorato con 207 medaglie d'oro al valor militare, una medaglia d'oro al valor civile, una medaglia di bronzo benemerenza e una medaglia di bronzo al valor civile. Una medaglia d'oro al valor civile è stata attribuita all'associazione per il contributo dato alle popolazioni del Friuli in occasione del terremoto. Onori all'abaro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.
Lo schieramento è composto dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia e da una compagnia d'onore del gruppo Conegliano, inquadrato nel 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. Si inserisce la bandiera di guerra del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, che oggi idealmente rappresenta anche la bandiera di guerra del gruppo Udine e del battaglione logistico Giulia, reparti che nel 1976 erano di stanza alla caserma Goi Pantanali, unitamente alla compagnia Genio Pionieri. Prende ora la parola il sindaco di Gemona del Friuli, signor Gabriele Marini. Alle altissime autorità dello Stato, politiche, civili e militari, alle autorità regionali, ai rappresentanti degli Alpini e dell'ANA, ai familiari delle vittime e a voi tutti intervenuti va il mio saluto e ringraziamento. Il commissario straordinario del governo fu nominato l'onorevole Giuseppe Zamberletti, che si rivelò un coordinatore determinato, capace ed equilibrato. A lui va un particolare e caloroso saluto. Dalla sua e dalla nostra esperienza maturata con l'emergenza del Friuli nacque la protezione civile, fino allora nella sostanza inesistente, delegata alle forze armate, ai pompieri e al volontariato. Altra scelta azzeccata fu quella di delegare il coordinamento per la ricostruzione alla Regione e ai Comuni, conferendo a questo soggetti poteri reali e poco burocratici. Questa scelta, condivisa da tutto l'arco politico del tempo, si rivelò estremamente efficace e di fatto permise di raggiungere un risultato straordinario, forse unico esempio di ricostruzione riuscita e sostanzialmente condivisa. Il capo della segreteria generale per la ricostruzione ai sindaci ricade la responsabilità operativa e politica delle scelte e delle azioni tecniche e burocratiche e della ricostruzione vera e propria. Amo qui ricordare il Presidente della Regione di allora, l'Avvocato Antonio Comelli, e il primo segretario generale straordinario, l'ingegnere Emanuele Chiamola. Comuni e regioni maturarono la scelta lungimirante di privilegiare l'immediata ricostruzione dei luoghi per dare speranza alla popolazione e di impedire la temuta fuga dei residenti verso altre località. Diamo quindi merito agli amministratori di allora se un buon risultato è stato raggiunto. Un ricordo va ora alle vittime di quella notte.
Quando giunse la notizia del crollo della caserma, un brivido percorse tutti. Sapevamo che qui c'erano tanti giovani. Speravamo che fossero fuori dagli edifici. Infatti molti erano in libera uscita. 29 di essi purtroppo perirono in questa caserma. E 3 altri morirono al centro storico, e tra i morti contiamo anche il canadese McPherson, che morì a Brasaglia. Ricordo con grande impressione quel surreale silenzio che si formava in questo piazzale, quando con le sonde, con i cani si cercavano i corpi ancora prigionieri della maceria, nella speranza di trarre in salvo qualche sopravvissuto, come in qualche caso effettivamente avvenne, mentre lo stesso piazzale era invaso da quanti portavano i primi soccorsi e dalle tende che ospitavano le autorità locali e il comando di prima emergenza. Ai familiari delle vittime rinnovo i sentimenti miei personali e di tutta la cittadinanza di immutata partecipazione a quel lontano, ma per questo non meno profondo, lutto subito, e ringrazio voi tutti per la partecipazione a questa commemorazione. Il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, dottor Corrado Perona, prende ora la parola. Autorità, signore e signori, carissimi alpini, è un evento straordinario, è un'emozione straordinaria. Su questo leggio è impresso il crest dell'8° Reggimento Alpini, il mio reggimento. Quel reggimento che ci portiamo nel cuore da quando abbiamo lasciato la vita militare e abbiamo portato in famiglia un cappello alpino in più. Quanto pesa questo cappello? Quanto pesa in momenti come questi? È impossibile spiegarlo. Chi l'ha portato, chi lo porta lo sa. Che emozione portare questo cappello di fronte ai parenti delle vittime. Che cosa dire loro? Che cosa dire loro se non abbracciare una memoria che arriva da lontano, da 30 anni fa, di questi fratelli, di questi figli di questa grossa famiglia che sono gli alpini, i nostri alpini in armi. E ancora ieri si è aggiunta sofferenza alla sofferenza per quei 2 ragazzi che non ci sono più e che erano dei nostri. E allora il vostro Presidente ricorda, come ricordate tutti voi, ricorda e soffre quando sente le parole del sindaco di questo Gemona, centro del terremoto, e ne avremmo fatto a meno, giustamente ha detto. Ma come dicevo stamane, quanta forza ci ha dato questo Friuli, quale esempio di onestà, di modo di vivere, di sincerità, di abnegazione, di sacrificio, di lavoro. Se questo Friuli è nato e risorto, così bello, così forte, senza perdere le proprie identità, il merito sta di questa gente, di voi friulani. Il merito è vostro, perché è vero che noi siamo venuti a darvi una mano, è vero che noi ci siamo rimboccate le maniche, perché quel grande presidente che fu Bertagnolli non esitò un attimo a dirci
Là bisogna andare, in quella terra di alpini che sta soffrendo. Ma qui abbiamo avuto il riscontro immediato di cosa eravamo venuti a fare, onorevole Zamberletti. Lei che ha conosciuto quella gente nel senso più profondo della parola conoscere, quale forza c'è stata in loro. E sotto la spinta del vostro esempio noi abbiamo lavorato e quei mattoni ci sembravano leggeri e le nostre braccia funzionavano come se fossimo tutti dei carpentieri o dei muratori o dei manuali, perché era impossibile non lavorare e fare di più. L'esempio che ci avete dato, ci hanno dato i vostri bambini, i vostri giovani, gli anziani, le persone sole, quelle sofferenti perché avevano perso la casa e qualche cosa di più importante. Ecco, a 30 anni di distanza che cosa vuol dire il terremoto del Friuli, che non è retorica. Qui si ricorda perché ci sono state delle cose che hanno invaso la mente e il cuore di ciascuno di noi. Ecco gli esempi di un'Italia che non è da buttare, perché questi esempi ci sono ancora e sono vivi. Ma bisogna parlare meno e soprattutto bisogna a un certo punto fare a zaino a terra come lo facciamo noi, per riposare e per riprendere, ma in quello zaino a terra c'è il pensiero di tutti noi, quel momento di raccolta, quel momento di riposo, ma anche di pensiero e di constatazione, di riflessione. O se quest'Italia riflettesse un po' l'Alpina, alla friulana di 30 anni fa e non solo di 30 anni fa, se non ci perdessimo in chiacchiere o in diatribe, quest'Italia ha molto da spendere sotto il profilo della qualità. Questo è un esempio. Vorrei che ne parlassero la stampa e i giornali. Vorrei che non tacessero un avvenimento del genere. Vorrei che ci si ricordasse di una pagina storica, di una pagina gloriosa anche se triste di quest'Italia. Ma dalle macerie è nato il Friuli, è rinato e qui si opera di nuovo, si vive. Che lo sappiano i giovani di queste generazioni cosa è successo, non per metterli alla prova fisica di una disgrazia che non vorremmo mai, ma per metterli alla prova morale e pratica di cosa vuol dire servire con umiltà il proprio paese, come hanno servito quei ragazzi che sono morti qua, che qua hanno perso 20 anni della loro vita e hanno portato sofferenze. Ecco il ricordo, la bontà del ricordo, la qualità del ricordo. Non perdiamoci mai d'animo, non perdiamo soprattutto i nostri valori. Viva l'Italia, viva gli alpini, onore ai caduti. Prende la parola il vicecomandante delle truppe alpine, generale di divisione Alberto Primiceri. Gentili signore e signori, a nome di tutte le truppe alpine e della Giulia, saluto le numerose autorità civili, le alte autorità politiche, le autorità religiose, le autorità militari, le associazioni combattentistiche d'arma, gli alpini, gli amici degli alpini e tutti i gentili ospiti che qui oggi sono presenti in questa caserma con noi per commemorare il 30° anniversario
del terremoto del 1976 e le vittime di quel disastroso sisma. E desidero portarvi il saluto del comandante delle truppe alpine, il generale Resce, che per un evento luttuoso che ha colpito le truppe alpine ieri in Afghanistan non ha potuto essere qui oggi pomeriggio presente con noi per questa importante cerimonia. Ma prima di ricordare gli eventi del 1976 vorrei invitarvi ad un momento di raccoglimento per ricordare quei nostri due ragazzi, il tenente Emanuel Fiorito e il maresciallo ordinario Luca Possinelli, del secondo Alpini e del nono Alpini, che ieri hanno sacrificato le loro giovani vite in Afghanistan nell'adempimento del loro dovere per portare un sorriso e un po' di speranza a quella popolazione così martoriata in nome di quello spirito di solidarietà umana di cui il popolo italiano ed i suoi militari sono convinti propugnatori. E con loro vorrei ricordare anche i colleghi dei paracadutisti e dei carabinieri che 2 settimane fa hanno perso la loro vita in Iraq. Grazie. Anche egli Eligio D'Ambrosio. E con riconoscenza ricordo anche il capitano dell'esercito canadese Robert McBride, morto mentre si prodigava nell'opera di soccorso. Nel ricordo dei caduti il mio pensiero va anche e soprattutto ai loro familiari e parenti, soprattutto a quelli che sono qui presenti, ma non solo a loro, e ai quali estendo l'ideale e l'affettuoso abbraccio da parte di tutti gli alpini in servizio. Familiari che ogni anno, io lo so perché ho comandato per 3 anni la Iule e ho vissuto questa esperienza, familiari che ogni anno vogliono e hanno voluto essere con noi qui per ricordare e dai quali voglio dire che la memoria dei loro ragazzi continuerà a vivere anche nei cuori di coloro che oggi indossano l'uniforme ed il cappello alpino. Un sentito ringraziamento va a quanti allora prestavano servizio militare nei ranghi della Brigata Giulia e delle altre unità delle nostre forze armate e anche delle forze armate dei paesi stranieri, tedeschi, austriaci, canadesi ed americani, che immediatamente contribuirono con grande abnegazione e senso del dovere ad aiutare i propri commilitoni e la popolazione civile. E nonostante tutti fossero stati più o meno gravemente coinvolti dalla furia distruttrice di quel terremoto, gli alpini delle caserme di Gemona, di Venzone, di Moggio, di Cavazzo, di Carria, di Tommezzo e di tutta la Giulia, oltre ai militari delle altre unità presenti in regione, subito iniziarono l'opera di soccorso, chi inquadrato in squadre organiche ed attrezzate, chi semplicemente da solo e a mani nude. Ai giovani alpini che allora in poche ore si trasformarono in uomini si affiancarono i vecchi alpini dell'ANA che con impegno e spirito di solidarietà fornirono un eccezionale contributo per la ricostruzione. Lo slancio che i protagonisti di allora vissero come un evento perfettamente naturale, noi oggi a distanza di 30 anni lo possiamo valutare in tutta la sua grandezza. I sentimenti che animarono quanti si prodigarono allora sono ancora oggi patrimonio comune di tutti noi ed è anche per questo che si spiega l'intimo legame che continua ad unire da una parte coloro che servono nei ranghi delle truppe alpine e della Giulia in particolare e dall'altra le genti friulane e venete che da sempre considerano gli alpini parte integrante della loro storia e della loro identità.
e questo spirito continua ad essere trasmesso come un testimone. Noi ci sforziamo di farlo ai giovani e alle giovani che sono oggi in armi, che senza distinzioni di grado e di provenienza mantengono alto il nome degli alpini sia nelle attività quotidiane, sia negli impegni sul territorio nazionale e sia nelle sempre più numerose attività di sostegno alla pace nei teatri operativi all'estero. È un impegno che noi sappiamo di dover mantenere per onorare i caduti e rispettare quanti hanno operato con spirito di sacrificio, con generosità e anche con capacità, poiché il valore della memoria è insostituibile nella crescita delle persone, sia nella vita civile e sia nella professione militare. E concludo rinnovando a tutti i presenti il mio ringraziamento e quello delle truppe alpine e della Brigata Julia per aver voluto celebrare con la vostra partecipazione, con il labaro nazionale, con i gonfaloni dei paesi che allora e delle cittadine che allora furono colpite dal terremoto, e con il vostro essere qui oggi, il ricordo delle vittime, di queste nostre vittime, e testimoniare ancora una volta il profondo e indissolubile legame che unisce gli alpini alla popolazione friulana. Grazie. Sua Eccellenza, Monsignor Alfredo Battisti, presiede la Santa Messa di suffragio. Concelebreranno l'arciprete di Gemona del Friuli e i cappellani militari della Regione Friuli Venezia Giulia. La cerimonia è conclusa.
La Brigata Alpina Giulia ringrazia per la sentita partecipazione. Si ringraziano inoltre il Coro di Gemona e il Coro dell'8° Reggimento Alpini, che oggi era il suo esordio ufficiale. Grazie e buona giornata a tutti.